Alle ricerche di Marco Vidali, il 23enne di Casale sul Sile scomparso da domenica notte e probabilmente, sospettano gli investigatori, scivolato nel fiume Sile. Il ragazzo si trovava con due amici, entrambi trevigiani di circa 20 anni, lungo la Restera. Insieme, hanno raccontato, avevano passato una notte brava, forse a base di alcol e droghe, e si erano addormentati a pochi passi dal corso d'acqua. Il mattino seguente, una volta svegli, gli amici di Marco non lo hanno più trovato. A pochi passi è stata rinvenuta solamente la sua bicicletta con cui solitamente si spostava. Gli amici, impauriti, hanno cercato inutilmente nella zona e poi si sono recati dai carabinieri per denunciare la sua scomparsa. Subito è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, ma per ora senza nessun esito. Anche durante la giornata gli uomini del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno perlustrato i fondali del Sile tra la Restera e Silea con l'ausilio della polizia locale e dei carabinieri. In mattinata si è elevato in volo anche un elicottero per visionare dall'alto il corso del fiume. Marco Vidali, al momento della scomparsa, indossava una canotta da basket nera con scritte rosse, una salopette ed un berretto da baseball. Inoltre frequentava la scuola serale del liceo artistico di Treviso. In mattinata lungo la Restera, per partecipare alle ricerche, erano presenti anche alcuni amici di Marco Vidali. Gli investigatori sono convinti che la caduta in acqua del 23enne sia stato un tragico incidente dovuto forse ad un malore. Vidali potrebbe infatti essersi risvegliato prima dei due amici, inforcato la bici per fare ritorno a casa e quindi finito nel Sile a causa di un mancamento.